turismo interno, un turismo slow che sta crescendo, abbiamo detto, a 2 cifre, l'unico turismo che cresce a 2 cifre. C'è una grande anche richiesta da parte delle persone che chiedono di fare turismo di questo tipo. Veneto con quasi 80 milioni di presenze all'anno, è una regione che è leader in Italia e qui nasce Made in Veneto, appunto questa nuova idea che è Sharyland, è un turismo diverso, un turismo che mira a scoprire, diciamo, i nostri borghi, le nostre bellezze artistiche, la nostra enogastronomia, le nostre bellezze anche naturali, quindi si parla proprio di aree, di singole aree mappate non solo nel Veneto ma in altre regioni d'Italia, che poi progetto fra l'altro che partirà da qui, poi andrà in tutta Europa e anche nel mondo. Sharyland nasce per dare voce e valore al patrimonio naturalistico e culturale delle aree interne, non tanto per creare un catalogo di bellezze da visitare, quanto per creare una rete e una community, in modo da dare strumenti di resilienza e di restanza alle comunità locali e promuovere forme nuove di turismo lento, verde, sostenibile e a passo lento. Abbiamo creato una grande struttura culturale e tecnologica che permette appunto di far incontrare chi cerca e chi offre esperienze nelle meraviglie. C'è una community, c'è un marketplace, c'è un sistema wiki per la narrazione del territorio, c'è un motore di ricerca geolocalizzato che permette a questi luoghi invisibili di acquistare finalmente visibilità e alle persone di raccontare la propria identità. Dunque il turismo slow non è il fine ma un mezzo per valorizzare i territori. Esattamente, perché noi crediamo che un territorio vada vissuto tutto l'anno e crediamo che bisogna dare strumenti di restanza e di resilienza ai territori.